forse qualcosina di più. Quindi questo definisce il ritorno logaritmico. Perché ritorno logaritmico? Proprio perché ci sono delle ragioni tecniche, adesso non voglio entrare in questo. Ai tempi di Bachelier, per esempio, il ritorno non era calcolato sul logaritmo ma direttamente su S. Ma poi la gente ha capito che la quantità giusta da guardare è il logaritmo dell'indice e fare il ritorno va fatto sul logaritmo. Quindi in sostanza il ritorno su un intervallo fra t meno tau e t è dato da questa quantità, cui sottraggo il ritorno medio che in qualche modo è scontato, deve essere ripulito dalla quantità. Allora, se io prendo questa definizione di ritorno e vado per esempio a porre tau uguale 1, quindi adesso faccio ritorni giornalieri, proprio a intervallo 1, cosa vuol dire? Mi metto al tempo t e faccio la differenza fra logaritmo s di t e logaritmo di s di t meno 1 meno mu, va bene? Cioè praticamente vado a vedere la chiusura di un giorno, faccio il logaritmo del valore dell'indice alla chiusura, tolgo il logaritmo del valore dell'indice alla chiusura precedente, tolgo mu, questa è la quantità e per ogni t posso dare una quantità come questa. Allora, qui abbiamo un plot di 26.000 ritorni di questo tipo che sono calcolati sulla base della storia dell'indice. Allora, vedete, sono ritorni che sono o positivi o negativi. È chiaro che qua sono 26.000, è un plot che non riusciamo a risolvere a questo livello grafico. Ci sono 20.000 lì colonnine che si sono compattate, non le risolviamo più, però dalla figura capite che cosa succede. Cioè voi vedete che ci sono intanto ritorni positivi, ritorni negativi, più o meno bilanciati, perché poi vedete un'altra cosa importante, ogni tanto ci sono dei ritorni veramente molto grossi, positivi o negativi. Qua per esempio, qua. Ci sono veramente degli eventi estremamente potenti di crescita o di calo dell'indice. Questi sono, diciamo, collegati con i crash, con le crisi finanziarie che ogni tanto capitano, soprattutto ai giorni nostri. Allora, un'altra cosa che si vede qua, molto importante, è che ci sono degli intervalli di tempo in cui i ritorni sono tutti a intensità piuttosto grossa, cioè non importa se positivi o negativi, ma sono grossi. Cioè vedete per esempio questo qui è una zona dove c'è molta volatilità, perché la volatilità è misurata dal modulo del ritorno. Non importa se è positivo o negativo, il modulo del ritorno mi dice che c'è uno spostamento dell'indice, mi misura lo spostamento dell'indice. Se lo spostamento c'è, non importa se è positivo o negativo, c'è volatilità. Quanto più grosso è lo spostamento, tanta più volatilità c'è. Quindi la volatilità è il modulo di queste freccette che possono essere positive o negative. Ci sono quindi zone dove i ritorni sono tutti molto grossi in modulo e ci sono zone in cui invece sono molto più tenui. Un'altra cosa che si osserva invece è che per quanto riguarda il segno, i ritorni non è che clusterizzino, cioè sono sempre abbastanza, diciamo, mescolati, quelli positivi e quelli negativi. Quello che succede in questa figura è che uno riscontra un clustering della volatilità. Il volatility clustering è il termine tecnico. Clustering della volatilità vuol dire che qui, se io guardo il modulo dei ritorni e se ovviamente tengo conto che qui sono in una situazione unidimensionale perché stiamo seguendo un asse temporale, io praticamente riscontro caratteristiche simili a quelle che in un contesto bidimensionale spaziale riscontravo nel caso dei segni dei momenti magnetici al punto critico. Cioè, qui succede che
I momenti magnetici si mettevano coerenti come segno e stavano su isole. C'erano isole con momenti magnetici più, isole con momenti magnetici meno, molto grosse. Quello che succede qui invece è che la coerenza, il clustering, si verifica non sul segno dei ritorni, ma sull'intensità dei ritorni, sul modulo. Ci sono zone in cui la volatilità è molto grossa e zone in cui la volatilità è piccola. Questo è comunque un indice di complessità molto grossa. Cioè questo fatto che la volatilità clusterizza, ci sono, diciamo, quello che succede in sostanza è questo, che se io un giorno ho un ritorno molto intenso, o perché l'indice è andato su o perché l'indice è andato giù ma in maniera potente, bene, nei giorni successivi mi devo aspettare grosse oscillazioni dell'indice. Questa è una legge sicura. Non posso dire se saranno oscillazioni in più o in meno, questo assolutamente no, ma saranno oscillazioni in modulo molto forti. Quindi la volatilità si fa sentire anche dopo, cioè se c'è un giorno molto volatile, questo influenza la volatilità dei giorni successivi in maniera molto marcata. E questo è un effetto di complessità. Cioè questo tipo di correlazione che c'è nella volatilità chiama in causa i fisici dei sistemi complessi. Adesso capiremo anche perché invece in finanza si è abbastanza restii a considerare questi effetti. C'è tutta una storia su cui adesso andremo a vedere cosa succede. Allora, chiaramente uno dice, ma cosa può determinare questa complessità? Beh, la risposta ce l'abbiamo qua. In via ultimativa la complessità nasce dal parterre. Qui avete la fotografia di questi operatori, che questa credo sia stata presa durante la crisi dell'87, il lunedì nero a Wall Street. Vedete che concitazione. Praticamente cosa succede? Il mercato è una struttura complessa perché, beh, intanto ci sono tanti mercati che già si influenzano fra loro, specie oggi. Non solo, ma poi nell'ambito di ciascun mercato ci sono moltissimi operatori, agenti che operano, i quali si influenzano con le loro scelte di investimento, di acquisto, vendita, premi, eccetera. Questo fa sì che effettivamente può sorgere un comportamento complesso, cioè la frontiera ultimativa è quella di capire che la complessità nasce a questo livello e si propaga poi in quello che abbiamo visto prima a livello di ritorni, di storia dell'indice. La storia dell'indice è un riflesso di quello che succede, che determina l'indice, che sono queste interazioni fra agenti. Ora, quindi uno potrebbe dire, beh, la cosa giusta da fare sarebbe fare modelli che partano dagli agenti e che arrivino a spiegare queste cose qua. Questo è un progetto ambizioso che sicuramente ha senso, ma è ancora abbastanza a uno stadio embrionale di sviluppo. Oggi come oggi ancora non abbiamo teorie soddisfacenti di questo tipo che partono dagli agenti e arrivano a spiegare le peculiarità della dinamica di un indice. Allora vediamo come invece si può cercare di lavorare facendo modelli che non pretendono di partire dal molto microscopico, che in questo contesto il massimo del microscopico sarebbe partire dagli agenti, dagli individui che operano nel mercato, capire da come interagiscono, come mai si forma il prezzo e così via. Io direi che si può partire, come fece Bachelier, da un livello diverso e dire, bene, io ho questa mia sequenza, questa sequenza di ritorni, che è un processo dinamico in qualche modo, cioè ad ogni giorno successivo si crea un nuovo ritorno nella mia storia. Allora, si vede che è una dinamica molto, in qualche modo, che suggerisce che sia un processo aleatorio, no? questo
questo tipo di formazione dei ritorni successivi. E Bachelier fu il primo che in realtà propose un modello molto semplice per come i ritorni si dovessero sviluppare nel tempo. L'idea di Bachelier era questa: lui dice, bene, prendiamo, adesso la sto traducendo nel linguaggio moderno, è chiaro che Bachelier non considerava quel ritorno lì, ma diciamo l'idea di base di Bachelier è più o meno questa. Consideriamo la successione di quei ritorni che io ho plottato prima nel diagramma rosso. RT di 1, questi ci sono per t uguale 1, t uguale 2 e così via. Corrispondono ai ritorni giornalieri in sequenza per, non so, 26.000 giorni di attività. Allora, l'idea di Bachelier è che questi qui siano la realizzazione di una sequenza di variabili aleatorie, cioè ciascun ritorno è una variabile aleatoria, ce n'è una per t piccolo uguale 1, una per t piccolo uguale 2 e così via. E queste variabili aleatorie nella sequenza, nel modello di Bachelier, sono completamente indipendenti una dall'altra. È un modello estremamente semplice che corrisponde a quello che è il random walk. Il modello di cui accennavo prima parlando di Bachelier è proprio questo. Il modello è che ciascun ritorno può essere positivo o negativo con equi probabilità, può assumere certi valori positivi e certi valori negativi con equi probabilità, e non solo. E quando io ho già ottenuto i primi 10 ritorni, l'11° ritorno non tiene conto di quello che era successo prima, viene estratto come una variabile ex novo che non è condizionata dalle scelte precedenti. Questo vuol dire indipendenza. Se invece io dicessi no, l'11° ritorno deve tenere conto di cosa è stato estratto nel 10°, nel 9°, allora avrei una situazione di dipendenza del ritorno. Qui invece nel modello di Bachelier i ritorni sono indipendenti, cioè è come dire, ad ogni giorno, per capire cosa, per simulare quello che può succedere, cosa faccio? Io prendo una moneta, se viene testa ci sarà il ritorno positivo, se viene croce sarà il ritorno negativo, e poi estraggo una certa modulo del ritorno. Una volta che ho scelto che sia positivo o negativo, poi scelgo un modulo del ritorno in una certa gamma di possibilità, e questo, diciamo, lo faccio giorno per giorno. Capite che qui non c'è nessun ricordo di quello che è successo i giorni prima, e diciamo questo modello ha delle virtù matematiche indiscutibili, perché porta, per esempio, alla gaussiana, che è una curva molto interessante, simpatica, ma diciamo ha delle grosse carenze. Adesso vediamo allora che cosa porta questo modello di ritorni. Io con questo modello di sequenza indipendente di variabili aleatorie praticamente posso fare una simulazione di quello che può essere la storia di un indice. Faccio una simulazione di una storia di un indice per intenderci l'equivalente di quello che avevamo plottato qui, solo che adesso lo faccio col modello, quindi non sono più gli indici della serie storica, i ritorni della serie storica, sono dei ritorni simulati in base a questo modello. E posso, per esempio, studiare, una quantità importante da studiare è questa. Io lungo la storia che ho creato posso guardare tutti, diciamo, gli intervalli di una certa lunghezza. Per esempio tau uguale 10 giorni, ho tanti intervalli così, ho 26.000 giorni, e posso ritagliarmi, seguendo la storia, tanti intervalli da 10 giorni. Per ciascuno di questi intervalli io vado a registrare il ritorno definito secondo le regole. Vado a registrare il ritorno per quell'intervallo, poi per quello vicino e così via. Allora, registrando tutti questi ritorni, è chiaro che ogni ritorno avrà un valore diverso, che io plotto qua sotto, potrà essere positivo, negativo. Cosa succede? Posso fare un istogramma dei ritorni che riesco a registrare.